Parliamo oggi di soldi in fatto di investimenti, soldi che vanno quindi spesi bene, che arriveranno dalla finanziaria regionale, dall'assestamento di bilancio, soprattutto dal PNRR. Un'occasione per rilanciare l'economia, o verrebbe da dire anche per far convivere l'economia e rafforzarla in un periodo di emergenza sanitaria che è tuttora in corso. Vicino a me l'assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli. Grazie per essere venuta a trovarci. Grazie a voi per l'invito, buonasera. Da dove cominciamo? Finanziaria regionale l'ho citata per prima, quindi quali saranno le linee guida, almeno lo possiamo dire, di questo bilancio che la Regione si appresta a varare a fine anno? Beh, sarà una finanziaria dettata da un buon ottimismo per quanto riguarda i risultati che abbiamo ottenuto nella rivisitazione dei patti finanziari con lo Stato, cioè le risorse che ogni anno Regione Friuli Venezia Giulia deve versare a Roma per far fronte a un contributo al saldo di finanza pubblica, per pagare e sostenere il debito pubblico. Siamo riusciti ad ottenere con il Presidente Fedriga un risultato storico per la nostra autonomia, cioè noi risparmiamo in un lasso temporale di 5 anni 2 miliardi di euro, e questo per noi è un risultato vantaggioso perché questi risparmi verranno trasmessi al sistema della comunità regionale. La finanziaria appunto è il nostro obiettivo di fine anno, la Giunta assieme a me al Presidente Fedriga ci sta lavorando per i settori di competenza. Siamo quasi pronti a licenziare il testo preliminare che sarà sottoposto ai gruppi consigliari e al Comitato delle Autonomie Locali. Le linee principali di intervento sono sicuramente queste: la salute per il grande momento che sta vivendo appunto tutta l'emergenza sanitaria di cui lei parlava, che vuol dire anche prevenzione nell'ottica di poter ricominciare a vivere dopo questa pandemia. Anche perché il Covid è costato moltissimo, immagino, alle casse della Regione. È costato molto, sia per azioni, quindi per attività che sono state svolte, ma soprattutto in termini di risorse finanziarie impegnate e impiegate per questa drammatica situazione. Poi abbiamo ovviamente un focus importante sul lavoro e sulle attività produttive, e continuiamo anche quel percorso di affiancamento ai nostri enti locali per quanto attiene gli investimenti. Siamo convinti che il momento storico legato alle risorse straordinarie che arrivano dall'Unione Europea debba essere affiancato da un'azione forte dell'amministrazione regionale che va a coprire tutti quei settori e quegli ambiti di intervento che rischierebbero di rimanere scoperti. In questo modo creiamo un effetto volano molto più ampio e favoriamo la crescita di questo territorio che ha risposto, va detto, in modo molto importante e molto serio davanti a questa pandemia, grazie alla tenuta che hanno saputo dimostrare di avere tutte le attività imprenditoriali, dalle più piccole alle più grandi. Parlava di attività produttive, mi può spiegare esattamente che cos'è? Perché magari qualcuno l'ha letto o l'ha sentito anche nei nostri telegiornali, ma probabilmente quell'acronimo ZLS, Zona Logistica Semplificata, che cosa si intende, che ricadute ci potrebbero essere per il Friuli Venezia Giulia? Perché si deve attuare questo tipo di zona? È uno strumento molto importante al quale stiamo lavorando in maniera serrata e che sostanzialmente rappresenta che cosa? La possibilità per un'area vasta della nostra regione che sia legata funzionalmente ad una zona portuale, quindi quella di Trieste e Monfalcone, di avere delle agevolazioni in termini soprattutto di sgravi amministrativi. Quindi velocizzare le procedure, ottenere in tempi più brevi le autorizzazioni. Questo è una chimera per tutti i nostri operatori economici, ma l'Unione Europea ha pensato a questo strumento che è molto simile alle ZES del Sud Italia, ma che ha una particolare definizione per il nostro territorio, perché appunto zona retroportuale. Quindi tutta la logistica, l'intermodalità e le zone produttive della nostra regione saranno interessate da questa zona logistica semplificata, perché potranno godere di queste semplificazioni amministrative e oltre a queste potranno anche, se abbinate agli aiuti a finalità regionale, ottenere degli sgravi di carattere fiscale. Tutto aiuta e serve alla competitività di questo territorio, nel cuore dell'Europa, che ha bisogno e necessità e soprattutto ha le carte in regola per dimostrare di poter correre più degli altri.
Ha parlato di Unione Europea, mi vengono in mente i fondi europei, perché prima ho citato PNRR, ho dimenticato, a dire la verità, la questione dei fondi europei, perché opportunità ci possono essere da questo punto di vista per le aziende sì. e per i territori. Le opportunità sono tantissime, c'è solo un grosso limite che è dato dal fatto che i fondi del PNRR scadranno nel 2026 e quindi non c'è modo di tornare indietro, dobbiamo essere pronti. E c'è la necessità di essere anche adeguatamente preparati a ottenere questi fondi ricorrendo a tutta quella legislazione europea che non è semplice per le nostre aziende. Quindi noi stiamo facendo un grosso lavoro interno alla Regione e assieme ad ANCI per strutturare il più possibile una cabina di regia che sia in grado di coadiuvare non soltanto gli enti del sistema integrato ma anche le nostre attività produttive per poter attingere nel minor tempo possibile il maggior numero di fondi. E dal PNRR quanti fondi potrebbero arrivare in Friuli Venezia Giulia e quali sono anche in questo caso le linee guida che potrebbero aiutare la Regione a essere rilanciata? Sì, si stanno emettendo molti bandi in questi giorni, c'è un'indicazione di una macro somma di 1 miliardo e 300 milioni per la nostra Regione, noi siamo attenti a comprendere bene come saranno allocati. La Regione dovrebbe avere un ruolo un po' più incisivo nel rapporto con il governo per la Regione nostra, ma tutte le regioni, per poter allocare al meglio queste risorse. Di fatto però le tempistiche che Roma sta dettando sono talmente strette che arriveranno le risorse senza possibilità di incidere molto sulla loro destinazione territoriale. Peraltro il governatore Federica ha già detto che devono essere coinvolte maggiormente le regioni, altrimenti si tratta di un'occasione persa. Sì, e infatti lui per fortuna è come rappresentante appunto della conferenza delle regioni inserito nella cabina di regia dove i singoli ministeri si confrontano con il MEF, quindi col Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il rappresentante delle regioni per la scelta delle risorse. Si tratta di un'iniezione importantissima, straordinaria di somme che noi sapremo assolutamente realizzare con investimenti, perché la maggior parte riguardano investimenti in termini infrastrutturali sul territorio, dai borghi minori a progetti bandiera. Ecco, non si ferma tanto per dire, perché oggi il tema green. principale è l'ovovia di Trieste. Ma guardi, sì, ho visto le critiche, no, ecco, è una richiesta questa, vede, che ha fatto il Comune direttamente a Roma e ha ottenuto il beneplacito da Roma. Non mi scandalizzo io in realtà, perché molte città che sono rivierasche come Trieste hanno questi... Lo fa anche Genova. Ecco, peraltro. come Genova, hanno questi metodi per collegare, rendere più sinergica la città. Questo non vuol dire, e quindi lo dico chiaramente, che non ci sono o non ci saranno le risorse per l'altra parte della nostra regione, ecco, che ha molto su cui investire, contare, soprattutto per le infrastrutture viarie e soprattutto per la valorizzazione del grande patrimonio turistico e anche culturale che c'è nella nostra regione. Una strada senza ritorno, potremmo dire, no? Un'opportunità da non perdere, perché sennò altrimenti è tempo sprecato, insomma, questo Non possiamo rilancio. perdere questo treno, perché rimarremo indietro con una macchina che è quella europea, che invece ci dà importanti risorse, perché parliamo di 210 miliardi a livello italiano tra il PNRR e REACT-EU, che sono assolutamente ossigeno per aziende, per le famiglie e per la comunità statale tutta. Mi ero proiettato molto in avanti parlando di finanziaria ma anche del PNRR, però arriva prima l'assestamento di bilancio terra, no? Sì, anche questa è un'ulteriore manovra. Sono 70 milioni se non sbaglio, più Circa. o meno, non so, non vorrei dare i numeri. Però sì, magari... lei è ben informato, evidentemente, non l'abbiamo ancora definito nel dettaglio, però appunto frutto di quella trattativa... Leggo e annuncio direttamente ai telespettatori, le ho rubato magari la parola ai numeri. No, proprio in quella trattativa che abbiamo concluso con il Ministro Franco abbiamo ottenuto anche ulteriori risorse sul 2021, si tratta di 66 milioni più alcuni storni che noi riusciamo a fare all'interno del bilancio, per cui metteremo a disposizione sicuramente della sanità e di altri comparti, penso al comparto relativo alla casa, quindi allo scorrimento di tutte le graduatorie relative alle domande per il bonus prima casa, piuttosto che il fondo agricoltura di rotazione per dare liquidità alle nostre aziende o scorrimenti di graduatorie. Comunque mettiamo a disposizione somme importanti nell'ultima parte dell'anno per consentire ancora una volta di garantire quella liquidità che tanto serve al sistema. Senta, io le volevo chiedere, prima di andare in pausa, una cosa molto importante che accadrà dal 15 novembre, se non sbaglio i ristori,
che soddisferanno l'88% immagino di quanto era stato perso dai soci Copca. Sì. Può annunciare, anche perché magari qualche telespettatore non sa o magari si è aggiornato ma non sa come partiranno e come potrà rivolgersi, perché è un tema che so che lei ha tenuto molto a cuore in questo periodo. È un'operazione importante che ha visto appunto la scelta del Presidente Fedriga e mia di appunto destinare 17 milioni di euro a favore delle vittime dei crack delle due cooperative Triestina e Carnica. Ci tenevamo particolarmente perché riteniamo che sia una misura di aiuto sociale doverosa, e assieme all'intervento delle Camere di Commercio territoriali, che saranno il braccio operativo, che apriranno degli sportelli anche in Carnia, possiamo mettere a disposizione queste risorse garantendo quindi rientri di cui lei ricordava con procedure molto snelle, una semplice domanda con autocertificazione. Grazie anche al lavoro dei liquidatori delle procedure che garantiranno la veridicità dei controlli, riusciremo in tempi brevi, quindi io credo entro aprile-maggio dell'anno prossimo, a soddisfare tutti i beneficiari, e questo è insomma per noi un risultato importante per i soci prestatori. Allora andiamo in pubblicità, poi resteremo con Barbara Zilli perché inizierà la seconda parte dell'interrogatorio. In questo caso prima abbiamo parlato di finanziaria PNRR, poi andiamo dentro più su temi anche che coinvolgono l'attualità di questi giorni. Pubblicità. Eccoci tornati in onda con Screenshot, parliamo di investimenti che la Regione intende fare nei prossimi anni. Tutto questo verrà definito nel corso della finanziaria regionale. Insieme a Barbara Zilli qui al mio fianco, assessore regionale, abbiamo capito anche un po' quali possono essere le opportunità che ci arrivano dal PNRR con le ricadute in regione, 1,3 miliardi, no? Se non sbaglio, sì, aveva detto? Sì, è una macro cifra, ci saranno degli aggiornamenti, però insomma, i comuni hanno 900 milioni circa di risorse in questo momento. Sono tante, insomma, per soddisfare magari tutti i comuni che devono però dare delle progettualità, non è che se sono soldi a pioggia che andranno tutti in maniera molto... Anzi, e proprio per questo la Regione ha voluto affiancare ulteriormente l'attività difficile, visti i tempi che dovranno fare i comuni, prevedendo un fondo per la progettazione, un fondo di rotazione che ha una dotazione in questo momento di 5 milioni di euro, dove abbiamo previsto di aiutare i comuni a fare le progettualità per le opere che intendono realizzare. In questo modo la Regione anticipa le risorse e poi le otterrà in restituzione nel momento in cui il comune sarà aggiudicatario del finanziamento da parte dello Stato, dell'Unione Europea o della Regione stessa. Crediamo che sia utile per accorciare i tempi tra l'idea progettuale e la posa della prima pietra, e quindi la Regione mette a disposizione tutto quanto può per essere vicino ai comuni, anche a quelli meno strutturati, per vincere questa sfida legata appunto al piano nazionale. Allora, senta, io le volevo chiedere in questi 10 minuti della seconda parte della nostra trasmissione alcuni temi di attualità che si stanno affrontando in questo periodo. Il primo, tra tutti, è la questione dei cortei. Sappiamo che insomma, il governatore Fedriga non ci è andato tanto sul leggero nei confronti di chi aizza la gente che dopo va a fare manifestazioni o comunque mette a rischio la salute pubblica. Lei è concorde in pieno con questo? Posso dirle una cosa molto sincera. Io anche quando vede gente che fa questi cortei, cosa ne ha pensato? Ma io penso che il loro diritto di manifestare sia legato al fatto che tante persone si sono vaccinate. Diversamente adesso saremo in una situazione assurda per cui saremo qui ancora a dire attenzione al lockdown imminente, al blocco delle attività produttive, al blocco della scuola per i nostri figli che hanno subito gravissimi disagi cui effetti vedremo negli anni. E quindi credo che ci debba essere una presa di responsabilità da parte di tutti, evitando le strumentalizzazioni ed evitando di fare i medici solo perché si legge su internet il commento di qualcuno.
Io mi fido della scienza, come ha detto il Presidente Fedriga, e mi sono vaccinata come tantissime persone e devo dire che in questi giorni ho raccolto soltanto commenti positivi da parte delle persone che incontro dalla mattina. Anche nella base della Lega? Sì, da quando vado la mattina dal panettiere o a portare i bambini a scuola prima di iniziare le mie attività, a quando a sera mi fermo magari al supermercato per comprare le ultime cose per mettere vicino la cena e credo che ci sia una grande presa di posizione da parte di tutta quella gente che in maniera silenziosa ha comunque accettato le indicazioni della scienza, si è sottoposta al vaccino oppure, non volendo o non potendo fare il vaccino, si sottopone ai tamponi per poter andare a lavorare. Credo che questo sia il metodo corretto per uscire da una pandemia mondiale e che non ci sia spazio né tempo per strumentalizzazioni inutili, anzi dannose. In base a un'ordinanza il sindaco ha chiesto mascherine per tutti e anche steward, prima nota che arriva da questi comitati: non accetteremo gli steward. È un messaggio insomma che non riappacifica. No, anzi appunto è un messaggio che va ulteriormente a creare motivi di tensione. La necessità è quella di dialogare e parlarsi. Non ho visto questa disponibilità da parte di tanti manifestanti che appunto invece si sono trincerati dietro a giustificazioni che mi sembrano poco sostenibili. Senta, la Lega è unita o un po' divisa? Sappiamo insomma della problematica tra Salvini, Giorgetti, questa specie di riappacificazione però sempre con i coltelli tra i denti, sembra così, non so. Ma guardi, la Lega è composita, come tutti i grandi movimenti. Eterogenea? Sì, ma è giusto che sia così ed è proprio da Però qui che nasce la richiesta. C'è solo un capitano? Certo, Matteo Salvini. Secondo me... Come da voi Fedriga? Sì, sì. E appunto Marco Dreosto per quanto riguarda la parte relativa al coordinamento del partito. Io credo che tutta questa campagna sia soltanto finalizzata a denigrare o a creare tensioni che non ci sono. C'è una grande attenzione da parte sia del segretario federale che dei governatori che di noi rappresentanti nelle amministrazioni per quello che è il bene dei cittadini in questo momento. Poi la politica è fatta di confronti anche duri e noi li gestiamo nella maniera migliore. 3 anni e mezzo di assessorato, se dovesse fare un bilancio nel bilancio, visto che lei è assessore al bilancio. Beh, difficile all'inizio perché la delega è molto complessa. Se l'aspettava? No, no, non immaginavo di fare l'assessore alle finanze, questo è certo, però molto avvincente, molto stimolante, anche se in mezzo a una pandemia non sai mai qual è la soluzione giusta da proporre per trovare le cure, le ricette ai bisogni e questo è stato un po' il senso di incertezza che abbiamo vissuto in questi quasi 2 anni. Rifarebbe questa esperienza? Oh sì. Se, appunto, da assessore al bilancio? Sì, io mi appassiono alle cose che faccio, anche se i numeri non erano il mio pane, ma devo dire che ho ottimi funzionari, ho la fiducia del Presidente che mi hanno spinto a fare questa attività, poi sarà lui e saranno i cittadini a valutare se è fatto bene. Rapporti con Roma in questi 3 anni e mezzo sono migliorati? Da un governo all'altro, sono cambiati 3? Sì, allora diciamo che c'è sempre stato un po' il pregiudizio nei confronti della nostra autonomia, perché si è sempre pensato a Roma che le regioni speciali siano in realtà speciali solo perché hanno più risorse. Ma la capacità del Presidente Fedriga di mantenere relazioni e nostra di portare le ragioni delle nostre pretese hanno in qualche modo favorito nel corso di questi 3 anni il dialogo sempre più aperto e costruttivo come è stato e ne è dimostrazione. Ma con Draghi è cambiato qualcosa? Guardi, io non ho il piacere di conoscere Franco, appunto il primo comunque con un esecutivo Draghi. Nuovo? Con il ministro Franco devo dire che c'è stato un rapporto molto improntato alla correttezza e anche alla competenza. Io credo che sia un ottimo ministro. Senta, proiettiamoci di nuovo in avanti. Oggi è notizia che nel 2023 finalmente ci saranno gli alpini. Sì? A Udine. Che meraviglia. È un'occasione insomma per poter anche rilanciare questa città.
Quando gli viene in mente alpini, cosa pensa? Ah, ricordo il mio nonno che mi aveva regalato il cappello d'alpino quando ero piccola e ho una foto a casa dei miei genitori dove appunto con tanto di fazzoletto e cappello d'alpino vedevo passare la sfilata. Io sono legata agli alpini perché sono nel DNA del nostro popolo, della nostra comunità friulana. Credo che ci sia tanta tradizione, tanto folklore e tanto valore nelle attività che ancora gli alpini svolgono nel mondo, ma anche nelle attività sociali che fanno in tutte le manifestazioni possibili. E quindi questa adunata a Udine spero che si potrà fare in piena sicurezza, fuori dagli strascichi di una pandemia gravissima, e spero che potrà riportare appunto Udine ad essere il cuore del sentimento alpino. Le donne sono valorizzate in questo mondo? Nel mondo della politica? Ma io Non credo trova discriminazioni, problemi, no? Io personalmente non ne ho mai vissute, poi non lo so, ci saranno dei casi probabilmente, ma non ho mai avuto questi problemi all'interno peraltro di un partito come quello della Lega, dove esatto. ci sono Domanda non a caso, importanti ecco. Posizioni maschili. Ecco, no, io non ho mai sofferto alcun disagio. Quote rosa aiuta, no, a fare prevalere le donne, a farle avanzare, oppure secondo lei è una... Ma noi con il merito possiamo andare avanti senza necessità di riserve. Poi se deve essere una scelta temporanea per raggiungere qualche obiettivo, ma io non le ho mai sostenute, non ne vado pazza, anzi credo che ci siano tanti strumenti per poter sostenere l'ingresso delle donne in tutte le attività professionali, eccetera. Rimane un retaggio ancora oggi, ne parlavamo anche in occasione del convegno degli avvocati, Sì. che è quello che le donne vengono sostanzialmente pagate in modo generico meno degli uomini. E questo è un problema, sì, perché comunque nella nostra società non c'è ancora quella parità dei sessi piena, soprattutto quando si tratta di incombenze domestiche, quindi chi chiede il permesso per andare a prendere i figli, per accudirli, ecco, questo un po' deve cambiare ancora, deve rafforzarsi ancora il ruolo maschile. Si è fermato molto su questo DDL Zan quando alla fine si parla poco di donne, probabilmente di violenza di genere. Sì, No. su questo non si abbassa mai, non si deve mai abbassare la guardia, anzi l'attenzione. Perché continuano, no, questi eventi. Sicuramente, quindi... soprattutto in momenti di grande individualità e di chiusura dei rapporti, come è stato ed è adesso con la pandemia, dove non ci sono grandi possibilità magari di relazionarsi come prima o c'è timore nel farlo. Abbiamo tanta strada davanti, io sono comunque ottimista e fiduciosa e credo che le donne, non me ne voglia, abbiano davvero una marcia in più, perché quando vanno al lavoro riescono a conciliare tutto a casa prima di muoversi e poi fanno questo e tanto altro, quindi largo alle donne e credo che ci sia spazio per tutti. Bene, io la ringrazio per essere venuta alla nostra trasmissione, è stato piacevole anche perché comunque abbiamo parlato non solo di finanziaria, ma abbiamo scoperto anche la Barbara Zilli in altri aspetti, non solo dal punto di vista politico, insomma, ma anche portatrice di interessi, insomma, nei confronti del mondo femminile. Grazie. Grazie mille, buona serata a tutti, buona cena, noi ci vediamo prossima settimana, mercoledì come sempre, alle 19:45, triplo appuntamento, mercoledì, giovedì, non ci sarò io ma Daniele Micheluz, e venerdì. Grazie, arrivederci.